È già la seconda volta che il Movimento 5 Stelle e io personalmente ci occupiamo di questa problematica, di questa che già ho avuto modo di definire un'autentica assurdità, una delle tante che la politica ci ha regalato. Qui siamo proprio, diciamo, al bivio, come dire, del Rubicone, se possiamo chiamarlo. È un assurdo, la città è continua, però a destra, alla mia destra siamo in territorio d'Agrigento, alla mia sinistra siamo in territorio di Favara. Questa è un'assurdità che il Movimento 5 Stelle, da movimento serio qual è, vuole risolvere, e noi ci impegniamo con i cittadini di Favara Ovest a risolverlo definitivamente, e lo facciamo nel modo più naturale e anche più serio. Cioè, noi faremo decidere i cittadini di Favara Ovest con un referendum consultivo molto semplice, senza costi, lo possiamo fare quando vogliamo e lo faremo al più presto. È una delle prime priorità che l'amministrazione presieduta da me andrà ad occuparsi. Non possiamo prendere in giro la gente, perché questo è un modo di prenderli in giro. Io non capisco, ad esempio, questa strada chi la dovrebbe asfaltare. Io non capisco perché un cittadino di Favara Ovest che è a Favara deve andare al comune di Agrigento per richiedere un certificato. Ci sono tanti problemi, io so che ci sono anche cose tristi, in occasione di funerali sono successe delle cose sconvenienti. Noi dobbiamo porre fine a queste assurdità, e porremo fine facendo scegliere loro. Se loro decideranno, come penso che sia naturale, di far parte del comune di Favara, il comune di Agrigento dovrà immediatamente cedere il territorio con tutto quello che ne consegue. Questo deve fare una politica seria, e questo faremo noi del Movimento 5 Stelle. Col Movimento 5 Stelle i cittadini di Favara Ovest finalmente vedranno risolti questi che sono i loro atavici problemi. La politica non può farsi soltanto con chiacchiere. I miei competitor continuano ancora a riferire faremo, faremo, faremo. Non sono credibili. Loro non devono usare l'espressione faremo, loro devono prima spiegare perché non lo hanno fatto prima. Noi possiamo dire faremo, abbiamo la credibilità e soprattutto la serietà per mantenere ciò che andiamo a promettere.